Domani Nuoro scende in piazza con 2 manifestazioni organizzate per far sentire la propria voce contro la situazione drammatica del sistema sanitario nel centro Sardegna, a partire dallo smantellamento progressivo dell'ospedale San Francesco. Da una parte si terrà la Marcia della Salute indetta dalle segreterie territoriali CGIL, CISL e UIL assieme alle federazioni territoriali e regionali del sindacato dei pensionati, con un corteo che partirà alle 9:30 dal quadrivio di Piazza Sardegna per giungere a Piazza Vittorio Emanuele. Sono previsti gli interventi del segretario FNP CISL Sardegna Adalberto Farina e del segretario regionale CGIL Samuele Piddiu, con l'invito a partecipare esteso a tutta la cittadinanza. Quasi in contemporanea, con partenza alle 10 da Prato Sardo, si terrà l'8ª marcia del gruppo SOS Sanità Barbagia Mandrolisai, nato inizialmente per sensibilizzare sulle difficoltà dell'ospedale San Camillo di Sorgono, ma che da luglio contribuisce a tenere alta l'attenzione sulla crisi degli ospedali San Francesco e Zonchello e dell'intera provincia. Da Prato Sardo la marcia terminerà all'ospedale San Francesco. Oltre alle 2 manifestazioni, resiste ormai da 20 giorni in piazza Vittorio Emanuele il sit-in dell'associazione Vivere a Colori, che anche domani sarà presente ai giardinetti con gazebo e camper. L'obiettivo resta quello di porsi come punto di incontro e di ascolto per chiunque voglia far sentire la propria voce in risposta a una situazione che sta diventando sempre più pericolosa per la salute di tutti. E delle manifestazioni e della crisi sempre più grave della sanità sul territorio si occuperà Un'isola allo specchio, settimanale di approfondimento condotto da Maria Antonietta Piga e Pietro Rudelat, che si terrà su questa rete domani, sabato 13 novembre alle 21.